Buonasera cari amici telespettatori, riprende La Piazza, una produzione per un anno, la facciamo qui in Antena 3 Nord-Est in collaborazione con Thomas Panto, il nostro editore. Vi presento gli ospiti dopo questo anno sabbatico che ci ha visto impegnati in altri campi. Abbiamo alla mia destra Leonardo Muraro, buonasera Presidente, grazie per essere venuto qui. A tutti voi, abbiamo grazie. anche Antonio Ferrarelli, avvocato, Presidente di un'importantissima fondazione, la Think Tank Nord-Est, che raggruppa tanti imprenditori. Buonasera Avvocato. Buonasera. Emanuele Scarparo, Segretario Generale della UIL FPL Veneto. Buonasera Segretario, Buonasera, grazie per essere qui. Alla mia sinistra Paolo Albertini, già insegnante ma è veggente, molto importante perché è stata alla RAI recentemente, poi parlerà delle apparizioni mariane. Abbiamo, buonasera Paola, Marco Spiandorello, esperto in formazione della nostra regione, buonasera. Spiandorello, e Maurizio Ruggero, tradizionalista cattolico, buonasera. E poi ci sono persone che poi presenteremo nel corso di questa rubrica che sono state miracolate anche dalla Madonna, ma prima di tutto io inizierei questa puntata parlando di un fenomeno molto interessante della nostra regione, del Nord-Est, che è il turismo religioso. Ho scoperto durante quest'estate, dove sono stato in varie località, vari sacrari, basiliche eccetera, che c'è un grande, diciamo, sentimento religioso fra la nostra popolazione, ma anche veramente la fede della nostra gente, e il turismo religioso è molto importante. Allora sono andato ad intervistare l'assessore Caner, Federico Caner, che in questo momento è impegnato in consiglio regionale per il Presidente Zaia, però è qui con una intervista. Via con il primo servizio, grazie. Siamo con il neo assessore al turismo Federico Caner. Assessore, questo progetto che va dal turismo religioso alle piste ciclabili, che è un turismo di nicchia, che è bellissimo perché è un mondo eccezionale. Abbiamo già realizzato più documentari sul turismo religioso, ma anche le piste ciclabili, perché sono alla portata di tutti. Ci sono due questioni abbinate, sia il turismo religioso che il turismo ciclopedonale. Per quanto riguarda i giri cicloturistici, noi dobbiamo dire che abbiamo già 1200 km di piste già tabellate, previste e perfettamente percorribili, che riguardano un po' tutto il Veneto. Si parte dal Dolomiti Venezia alla Verona Venezia, ad altri giri attorno ai Colli Euganei per esempio. Diciamo che in ogni provincia ci sono dei percorsi cicloturistici. Sviluppare il cicloturismo significa individuare un target e proporre prodotti turistici inediti, coinvolgendo i soggetti pubblici e gli operatori privati. Questo è quanto la Regione Veneto ha cercato di concretizzare con il progetto Veneto Bike, un lavoro pluriennale che sta coinvolgendo il sistema di governance turistico regionale, le associazioni, gli operatori privati. Il Veneto, grazie alla bellezza delle proprie città d'arte, così recita un comunicato dell'assessorato al turismo della Regione Veneto, grazie alla varietà di paesaggi e alla ricchezza dell'offerta enogastronomica, è una destinazione cicloturistica di grande attrattività, come dimostrano i tour operator italiani e stranieri già attivi sul territorio. Andate al sito www.veneto.eu, ripeto www.veneto.eu, e troverete 4 itinerari meravigliosi. Abbiamo già provveduto a stampare anche una brochure che sarà a disposizione di tutti i consorzi di promozione turistica, dove viene dato Veneto in bicicletta, dove si trovano tutti i percorsi cicloturistici, non solo per gli stranieri ma anche per gli italiani che vogliono spendere per esempio anche dei weekend o addirittura delle settimane intere. Abbiamo 4 percorsi da una settimana circa e altrettanti per spendere dei weekend anche per le famiglie. Itinerario Lago di Garda Venezia, l'Anello del Veneto, la Via del Mare, la Dolomiti Venezia, l'Anello dei Colli Euganei, il Girasile, l'Anello della Donzella, la ciclovia delle Isole di Venezia, i paesaggi di Palladio, la lunga via delle Dolomiti. Quindi la Regione crede molto da questo punto di vista ai percorsi cicloturistici e va un po' a innestarsi col tema del turismo religioso, perché deve sapere che dal 4 al 7 ottobre partirà la prima borsa del turismo regionale interreligioso. Nel mondo ci sono circa 330 milioni
di turisti religiosi. Pensate che Lourdes richiama ogni anno 6 milioni di turisti. Roma e il Vaticano richiamano 7 milioni di turisti, ma il Veneto fa la parte da leone. La meta più gettonata è la Basilica del Santo, che richiama 4,5 milioni di persone insieme al Monte Berico a Vicenza. Facciamo conoscere posti splendidi all'interno del Veneto, non solo a partire dalla splendida Padova, che è già punto di attrattivo fondamentale per i turisti di tutto il mondo, ma da lì si parte e si fa conoscere il territorio. Con la borsa del turismo che partirà a Padova dal 4 al 7 ottobre metteremo attorno a una tavola tutti i buyer internazionali che vogliono acquistare pacchetti turistici proprio da dedicare a persone che fanno dei percorsi religiosi, spirituali nel nostro territorio. Teniamo presente che tra un po' c'è anche il Giubileo a Roma e tra poco avremo anche i 500 anni del ghetto ebraico a Venezia, quindi molte persone arriveranno da tutto il mondo per fare questi percorsi turistici non solo in Veneto ma nel resto d'Italia, quindi noi dobbiamo anche riuscire a intercettare questo tipo di turismo e con il primo appuntamento di Padova lavoreremo proprio da questo punto di vista. Le faccio presente anche che abbiamo un bellissimo percorso chiamato il percorso dei Tre Pappi, che parte in sostanza da Lorenzago, Canale d'Agordo, viene giù fino a Belluno, Venezia, fino ad arrivare a Riese Pio X. Qui si toccano appunto dove sono nati o in qualche modo hanno avuto a che fare la vita di tre papi, e quindi sarà un percorso che attirerà centinaia e centinaia di persone. Un cammino nei luoghi dell'anima, tra storia e leggende, arte e spirito sulle tracce di Giorgione, di Palladio, del Canova, gli artisti che hanno raffigurato la religione e la religiosità, i luoghi della memoria, da Dante Alighieri alla Grande Guerra, le testimonianze vive di personaggi illustri e di eventi storici. Across Veneto, questo è un altro sito che vi consiglio di vedere, uno strumento di comunicazione importante. Assessore Caner, questa terra che ha dato i natali non solo a tre papi ma anche a un segretario di Stato che è in carica oggi, è una terra molto legata al turismo religioso, ma anche i santuari mariani. Il Santo Padre ha espresso qualche dubbio su Medjugorje e quante corriere partono dal Veneto per andare a Medjugorje, ma pochi sanno che abbiamo dei santuari mariani qui, eccezionali, provati, come quello di Mota di Livenza, come Monte Berico, tanti altri. Certo che sì, lei ha citato tre situazioni già molto note che noi vogliamo mettere in rete proprio su questo progetto del turismo religioso, non solo cicloturistico ma anche il tema dei pellegrinaggi. Ci sono delle vie che arrivano, alcune dal Friuli, altre arrivano direttamente dal Trentino, per poi convergere sempre a Padova e poi scendere, passare gli Appennini e arrivare nella via Francigena che poi arriva giù a Roma, quindi a sinistra si va a Roma, a destra si va per il Santiago di Compostela. Quindi in sostanza mettere in rete tutti questi sentieri dal punto di vista turistico è fondamentale, perché ci sono persone che arrivano e vengono semplicemente per motivi tipo religioso, altre che vogliono scoprire il paesaggio a piedi per riscoprire un po' se stessi, la propria spiritualità, altri semplicemente perché vogliono degustare un turismo slow, quindi può essere questo abbinato alla bici oppure a piedi. Visitare dei luoghi sacri famosi in tutto il mondo, come quelli che citava lei, partendo da Motta per i Monti Berici e passando poi per Padova. Il Santo rimane comunque uno dei punti, diciamo, di aggregazione più importanti. Abbiamo milioni di turisti che arrivano da questo punto di vista, disposti anche a spendere, perché queste persone solitamente non sono di giovanissima età, ma quindi persone anche che vogliono gustare anche, una volta che sono qui, anche i prodotti tipici del nostro territorio, e quindi si abbina un po' quello che è un percorso di fede, di spiritualità, di conoscenza del territorio anche a diciamo assaporare la nostra terra.
di Gesù, perdonaci, sangue di Gesù, perdonaci. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Miei cari figlioli, Gesù, luce del mondo, sia la vostra pace. Dio Padre Onnipotente, vi doni la sua santa grazia e misericordia. Lo Spirito Santo scenda copioso in mezzo a voi e l'amore trinitario sia sempre con voi. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Amati figlioli, grazie per essere qui questa sera in unità. Grazie per aver aderito ai miei desideri. E quali sono i miei desideri? La vostra presenza qui, la preghiera, l'amore vicendevole. È giunto il momento, miei cari figli, è giunto il momento di scegliere con che rimanere. E allora, se ancora non lo avete fatto, fatelo questa sera. Quante guerre vi sono nel mondo. Manca la pace nel cuore degli uomini. E voi l'avete la pace? Perché non mettete in pratica i miei messaggi? Non basta riceverli, occorre metterli in pratica, viverli. E poi è così difficile. E allora pregate, figlioli, vi avevo anche chiesto di leggere la Sacra Bibbia, di porla al centro della vostra casa. Alcuni l'hanno fatto, altri non ancora. E allora, avete già scelto nel vostro cuore con chi rimanere? Dio è Padre e amore, misericordia e bontà infinita. Leggere la parola di Dio significa arricchire le vostre anime. Che cosa desiderate che apporti questa sera ai piedi dell'Altissimo Padre e Dio Onnipotente? Già nel vostro cuore sento i vostri desideri impellenti. Non pensate alle cose del mondo, no. Pensate solamente alla vostra conversione. È giunto il momento di scegliere. Le guerre sono alle nostre porte. Ne parliamo dopo la pubblicità con Paolo Albertini e gli altri ospiti, con le recentissime predizioni mariane sul Monfenera, che raccoglie sempre più gente, sempre più persone, anche 1.000 e 2.000 persone in pellegrinaggio da Paolo Albertini. Pubblicità.
Ecco Paola, quali sono le ultime predizioni mariane sulla guerra, su quello che sta succedendo in questi giorni? Purtroppo vediamo, cominciano a bombardare, i russi attaccano un po' tutti, è un disastro. Sì, diciamo che la Mamma Celeste è molto preoccupata per questo, perché diciamo, i cosiddetti potenti della terra, che poi non lo sono, l'unico potente è Dio, diciamo che l'uno con l'altro non vogliono la pace perché ognuno vuole emergere, ognuno vuole la sua parte cosiddetta. E allora c'è molta preoccupazione da parte di Maria, che piange per questo, perché noi che siamo i suoi figli non riusciamo a, in qualche maniera, con la preghiera, ecco, parlando neanche così come facciamo oggi, di fare in modo che questi, chiamiamoli grandi o potenti della terra, in qualche maniera si possano anche loro arrendere, chinare il capo e pensare che rovinano milioni, miliardi di persone. E quindi io parlo per me stessa, lo dico anche a voi, che crediate o meno, a me non importa niente, però con la preghiera la pace può avvenire. Solo parlando non avverrà mai, questo ve lo assicuro. Bene, grazie Paola. Allora, prima di sentire poi l'intervista in esclusiva che ho fatto a Matteo Salvini, volevo sentire una riflessione del Presidente Muraro su quello che sta succedendo nelle nostre terre, in Italia, in generale. C'è un grande cambiamento socio-economico, politico che sta interessando l'Europa. Questa migrazione di massa dai paesi africani del Medio Oriente sicuramente è una qualcosa che qualcuno aveva previsto qualche decennio d'anni fa, ma che stiamo vivendo, ma credo che sia all'interno di quello che è stata sempre le grandi migrazioni del mondo. Anche noi con l'impero romano siamo andati a conquistare il mondo. L'Europa, gli europei, gli spagnoli sono andati a conquistare gli indios, sono andati a conquistare le Americhe, perché sono delle condizioni che ogni volta il mondo ha queste trasformazioni e purtroppo il grosso problema è che non riusciamo ad gestirle. Il grosso problema è una non gestione, l'Europa non è in grado di gestire questo. Poi sul concetto del religioso, il quale non mi addentro, ma sicuramente però è inaccettabile questo. Io ritengo invece in questo momento che l'unione politica fra gli Stati Uniti d'America e la Russia, le due potenze assieme, Francia e Gran Bretagna, che bene o male non sono equivalenti, ma però diciamo, cioè, è inaccettabile che ci siano delle frazioni di persone che ammazzano impunemente altre persone nel nome di una religione, come sta succedendo in Medio Oriente, sgozzando le persone. Certo. Allora da fare un po' di pulizia di queste persone credo che sia qualcosa che perlomeno, se la democrazia non è riuscita a comunicare perché non riesci a parlare con queste persone, la forza è l'unica cosa che ti rimane. Grazie, perché non ammazzino altre persone. Antonio Ferrarelli, avvocato, dopo manderemo in onda il servizio che ho realizzato su quello che avete fatto a Bibbione sul turismo, perché il tema è, però una riflessione sua come presidente di questa importantissima fondazione la vorrei sentire. Ma questo fenomeno che si sta manifestando di migrazione di popolazioni da una parte all'altra del mondo è un fatto storico che avviene da anni, come ha giustamente ricordato il Presidente. Il problema è riuscire a saperlo gestire con attenzione e con le parole, il dialogo e anche con la preghiera, come diceva prima. Bisogna aprire il cuore e riuscire a trovare delle soluzioni che siano di accoglienza nei confronti di queste persone, ma nel rispetto delle regole che esistono oggigiorno sul mondo in cui viviamo. Grazie Presidente. Il sindacato, la UIL, in questo momento è rappresentata la UIL, cosa dice al riguardo? Purtroppo l'Europa si sta accorgendo solo ora di questo fenomeno. È un fenomeno che sta durando da anni, che è stata, diciamo così, sopperito, è stata solo l'Italia, il nostro paese in passato a dover gestire, a trovarsi a gestire questo fenomeno. La Germania si sta accorgendo adesso, quando la migrazione che arriva dai paesi dell'est, dalla Siria, entrano anche in Germania. Siamo sicuramente impreparati nella gestione di queste persone che, ripeto, sono disgraziati che scappano dai propri paesi da anni
vengono sfruttati nei luoghi dove arrivano, perché bisogna dire anche questo, c'è uno sfruttamento incredibile anche sotto l'aspetto del lavoro di queste persone, e non c'è un'adeguata legislazione, non c'è un'adeguata cultura da parte di tutti per poter risolvere il problema. Prima di sentire quest'altro versante dei miei ospiti, vorrei sentire quello che ha da dire Matteo Salvini, e poi c'è anche il servizio sulla fondazione Think Tank. La nuova piazza sarà molto documentata e spazierà da Verona a Trieste e anche a Trento, andrà nei consigli regionali e quindi vi farà vedere la realtà. Non abbiamo mai avuto problemi e di paura di nessuno, lo sapete, siamo sempre uguali, continueremo con questa linea del dire la verità anche se ci sono i potenti che a loro non va bene. Sentiamo quello che ha da dire Mara Bizzotto e Matteo Salvini. Una Pordenone fortemente in crisi. Salvini arriverà tra un'ora, eppure ci sono già migliaia di persone, quasi 1000 persone, perché il palazzetto è già pieno, quindi evidentemente la gente è stanca e viene qua ad ascoltare Salvini a speranza che qualcosa cambi, qui a Pordenone come in tutto il paese. Salvini sarà molto chiaro, il tema della sicurezza per i nostri cittadini, il tema dell'economia è il tema centrale. Bisogna mandare a casa sto governo Renzi che sta mettendo le nostre imprese in grave difficoltà. Qui a Pordenone ad esempio, ma se ci spostiamo anche in Veneto, il grande Veneto, le imprese in difficoltà ci sono, ecco. La differenza è che ovviamente il Veneto è governato da Zaia, che con il suo coraggio e determinazione difende comunque la propria regione a Roma. La Serracchiani invece, essendo la vice di Renzi, subisce in silenzio. E difatti abbiamo il timore che anche Bolsonaro non abbia il coraggio di chiedere di più per Pordenone. Sono stati persi anche molti milioni di euro, tra l'altro, per non contrarre Renzi, e la specificità di questa regione c'è un grosso punto di domanda, anche il Friuli centrale si sta chiedendo da chi è rappresentato, cioè questo è un paesotto ormai, abbiamo perso tutte le istituzioni principali con le aziende che se ne stanno andando. È preoccupante e da rappresentante di questo territorio in Europa non riesco veramente a capire come dei sindaci, dei presidenti delle province, dei presidenti delle regioni non si rendono conto che è ora di avere più coraggio, anche andare contro i propri rappresentanti a Roma, perché se si continua così, se continuano come stanno facendo a tagliare risorse al territorio per la sanità, per le imprese, per i cittadini, è ovvio che non si può più andare avanti. In più stiamo gestendo un nuovo problema che è quello dell'immigrazione. In Veneto come in Friuli stanno arrivando clandestini e qui c'è anche il problema che arriveranno non solo per mare ma per terra che arrivano dall'est europeo. Ecco, anche sulla questione immigrazione noi siamo chiari, bisogna aiutare i profughi ma non possiamo aiutare tutto il mondo, invece c'è qualcuno da Renzi in giù che pensa che bisogna accogliere centinaia e migliaia di persone che stanno arrivando dall'Africa. Questa invasione va fermata, Renzi deve alzare veramente la voce in Europa, non far finta, e anche la Presidente della Regione e i nostri sindaci devono darci una svegliata. Piazza che riprende giovedì nel nord-est, azioni eclatanti qui nel Triveneto. Azioni concrete per liberare le energie che ci sono, Equitalia, Agenzia delle Entrate, INPS, prefetture, banche, liberiamo, ripartiamo, ci sono tutte le energie per ripartire ma ci stanno tenendo bloccati in uno stato di polizia fiscale, tributaria, apriamo le porte, apriamo le finestre. Pordenone con la sinistra ha perso la Camera di Commercio, ha perso la provincia, vabbè la prefettura tu sei contento, sta diventando un paesotto. Ma questo vale per la chiusura dei tribunali, per la chiusura di ospedali, per la chiusura degli uffici postali, dei deserti, vogliono far diventare delle città, dei centri commerciali dove si consumano prodotti che arrivano dall'altra parte del mondo. No, Pordenone è Pordenone, Gorizia è Gorizia, Udine è Udine, Milano è Milano, Lecce è Lecce. Questa è l'unione nord-sud per difendere il Made in Italy e per ripartire. Perché sulla dittatura che stanno mettendo su. Questa Europa va smontata e rimontata da capo. Le riforme di Renzi riportano tutto a Roma e Roma poi cede i poteri e i soldi a Bruxelles. Deve tornare a controllare i monete e i confini. Uno Stato che non controlla moneta e confini non è uno Stato.
Siamo con Antonio Ferrarelli, presidente di questa importante fondazione Think Tank sul turismo. Oggi è un convegno sul turismo. Sì, oggi vogliamo rimarcare ancora di più l'importanza e il volano nell'economia odierna del turismo, che è l'unico settore che non sente crisi. Basti pensare che dal 2009 al 2014 le imprese turistiche in questo momento di crisi sono aumentate, sono le uniche che sono aumentate del 10%, e quindi cerchiamo di valorizzare il turismo. Abbiamo fatto uno studio con una pubblicazione che vuole essere una descrizione di quella che è la situazione attuale del turismo e un'indicazione per gli operatori pubblici e privati verso il turismo. È un'anteprima di quello che tratterò alla piazza, perché questa azienda, questo distretto turistico veneto è la prima azienda del nord-est, la prima, e in questo momento con la riforma delle province abbiamo tolto la funzione del turismo alle province dandolo alla regione, solo che purtroppo, Presidente, la regione Veneto ha tagliato i fondi sul turismo, cioè ha portato i fondi di un taglio incredibile, quindi è come tagliare quello che funziona. Sì, questo è vero, però è altrettanto vero che c'è una grande forza imprenditoriale che vuole far emergere questo turismo e vuole mantenere questa economia che funziona, dimostrando che la regione può venire anche diversamente, cioè dando una mano agli imprenditori in maniera diversa. È quello che proponiamo oggi. La costituzione di un distretto turistico, cioè di un'istituzione che è fatta da imprenditori che, al di là degli ipotetici, perché al momento sono sulla carta, vantaggi burocratici e fiscali, consente comunque agli imprenditori di avere la loro progettualità, di fornire i loro progetti e cominciare a governare loro il territorio con l'aiuto e dando suggerimento ai politici. Bene, pubblicità e sentiamo poi Maurizio Ruggero, che sicuramente hai tante cose da dire perché vedo che stai scalpitando, e soprattutto il prossimo messaggio della Madonna, molto importante, un messaggio in esclusiva sulla situazione attuale, e questo dopo la pubblicità. Ecco, volevo sentire il parere di Maurizio Ruggero su quello che vuoi, ovviamente. Dunque, diciamo allora, se parliamo della Siria, io sono felicissimo dell'intervento russo, perché se aspettiamo quello di Obama è più probabile che ci paracaduti i sodomiti, voglio dire, in Siria, piuttosto che dei soldati veri che fronteggino l'ISIS e la barbarie islamista che sta assassinando le persone. Se parliamo della questione degli immigrati, beh, non c'è dubbio che siamo stati traditi, perché c'è una vera e propria invasione, e che purtroppo non solo non ci aiuta, ma contribuisce al disastro la situazione ecclesiale che abbiamo. Ricordo l'appello di Bergoglio a Lampedusa, che ha significato, tra le altre cose, far venire tutta l'Africa qua, vero? Tra le altre cose. Sulla tematica crisi nella Chiesa, che forse è la cosa che magari più può essere pertinente, visto che devo parlare da cattolico tradizionalista oggi, beh, io penso questo, che c'è un messaggio sicuro che ha tutte le certificazioni di Santa Madre Chiesa, ed è quello di Fatima, che è ancora oggi in corso nel senso che quasi tutto si è attuato, ma manca una parte ancora a Fatima che deve attuarsi. Qual è la parte che vediamo? Quella che vediamo in corso, lasciamo stare sul comunismo, la predizione della seconda guerra mondiale, tutte cose già realizzate. Quello che vediamo è la crisi nella Chiesa, e quello che ci attende è poi la restaurazione cattolica tradizionale, che è quello che è previsto a Fatima. Ma come la vedi tu adesso, questa nostra, diciamo, reazione all'ISIS, a Daesh, da parte, da un lato dei russi, dei francesi, degli americani, come la vedi? Allora, la questione della Russia è interessante. Che bisognasse intervenire, sì, perché lasciare trucidare i cristiani così, non c'è dubbio. Ma a parte, non solo i cristiani, teniamoci. No, ma lo stesso, no, però la devastazione dei siti archeologici, l'ignoranza di questa gente. Ma è terribile. L'ignoranza crassa, tremenda. Non è ignoranza, è barbarie, perché in realtà questi nuovi barbari distruggono tutto, fra l'altro Palmira, uno dei posti più belli al mondo. No, però io dico, e anche i reperti assiri, abbiamo studiato a scuola noi quelle immagini, quelle statue demolite incredibilmente. Se non andiamo a vedere i siti non potremo mai saperlo, perché è peccato, Presidente Zaia, lancio un messaggio, un appello che ripristini i fondi per il turismo religioso, ma non solo, il turismo va
aiutato e sostenuto, è la prima azienda del nord-est, la prima azienda veneta, dobbiamo ripristinare quei fondi, Presidente Zaia, è un errore secondo me togliere le risorse per istruire le persone, la gente bisogna farla uscire dall'ignoranza, altrimenti avremo poi anche queste devastazioni dei siti archeologici di Palmira, no? Certo, e tanti altri, no, Maurizio? Non c'è il minimo dubbio. Dico questo, appunto, la questione diciamo, della Russia è importantissima, perché tu ricorderai che Fatima, fra le predizioni che fa la conversione della Russia, è sottomessa anche alla condizione della consacrazione da parte del Papa, ma adesso non allarghiamoci troppo, la conversione della Russia. Come non vedere un miracolo immenso che è successo sotto i nostri occhi, e cioè che l'ex impero del male, siamo tutti anticomunisti penso, no? Lo dico per primo, quindi non avevo nessuna simpatia io per la Russia sovietica, anzi, eppure quella Russia si è trasformata da impero del male in una potenza che sostiene le forze tradizionali e conservatrici nel mondo, perché l'intervento appunto in Siria lo dimostra. Questo è un miracolo del Padre Eterno. Grazie. Marco Spiandorello, finiamo questo tour, cosa pensi di quel tour, quello che abbiamo detto stasera, tu che sei un esperto in formazione? Tu parlavi, si continua a declamare l'industria turistica. In Italia da anni tutti sanno che la prima industria è quella turistica, e i dati che sicuramente hanno indicato nella presentazione, adesso sentiamo la Fondazione, i dati importanti sull'attività economica sviluppata dall'industria turistica, vede il Veneto come la prima industria italiana. Pensiamo che solo il 50%, poco più, il 50% di stranieri in Italia vengono prima di tutto in Veneto, il 10% dell'occupazione totale in Italia viene rappresentata dall'occupazione dell'industria turistico-alberghiera, quindi il problema è un problema storico. In Regione Veneto, come in tutta Italia, si bistratta la principale attività economica. Ecco, su questo volevo sentire il parere vostro, vi siete politici, no? E anche diciamo scientifico dal punto di vista anche dei dati, no? Presidente Muraro, ha avuto una strategia Zaia nel diminuire i fondi al turismo, oppure non può fare altrimenti perché diciamo ha poche risorse e quindi deve fare sacrifici? Sentiamo il suo parere al riguardo. Io credo che si stia modificando il sistema amministrativo a livello nazionale. Sicuramente i tagli fatti dal governo Renzi sono dei tagli, ma non solo da Renzi, diciamo i tagli degli ultimi governi sono stati dei tagli molto forti, che però si sono soppesati, scambiati con quella che è la tassa di soggiorno, perché dobbiamo ricordare che a Venezia i 20 milioni che vanno a Venezia pagano 5 euro a notte che va per il fondo del turismo. Questo significa che la capacità di avere un serbatoio economico per fare turismo c'è, bisogna saperla amplificare. La nuova legge sul turismo ha questo scopo di non vedere più un Veneto legato ai confini territoriali ma nei parchi, nelle aree tematiche, e il Veneto che fa fra italiani e stranieri circa 60 milioni di turisti con le nostre spiagge permanenze e quant'altro, la grande economia deve essere rafforzata. È rafforzata assieme a cosa? Le nostre bellezze, dalle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, alla bellezza delle nostre spiagge. Bene. Ed è aggiunta condita con dei prodotti tipici che sono unici. Immagino, Presidente, che dietro ci sia un progetto, no? Non voglio pensare che non ci sia un progetto. Se sono stati fatti dei tagli, Avvocato Ferrarelli, sicuramente anche con l'ausilio della Fondazione Think Tank c'è un progetto dietro, perché immagino che ci sarà un rilancio, perché mi rifiuto di pensare che Zaia si fermi al solo tagliare i fondi al povero Caner. Penso che ci sia un progetto dietro. Allora, quale potrebbe essere il progetto di rilancio del turismo? Ma il progetto di rilancio del turismo che la Regione sta creando è quello di andare incontro agli imprenditori, di parlare con gli imprenditori, con i singoli comuni, creando le OGD e favorendo, come ho avuto modo di confrontarmi recentemente con l'assessore regionale, la istituzione di distretti turistici. Distretti turistici che potrebbe essere un'occasione non tanto attuale fino a quando non vengono emanati i decreti ministeriali attuativi, ma importanti perché consentono agli imprenditori di mettersi insieme, di parlare
insieme agli enti locali e progettare insieme, realizzare l'organizzazione che può servire per il turismo, perché giustamente è stato ricordato il Veneto, 61 milioni di presenze all'anno, prima regione d'Italia. L'Italia è il posto dove c'è il maggior numero di siti storici UNESCO. Ma mi rifiuto di pensare l'idea che il Presidente abbia fatto un'azione... Ma no, il Presidente allora, secondo me... ha tagliato, perché dico sempre la verità. Cara Presidente Serracchiani, fra poco vengo anche da lei, perché il Vicepresidente Bolzonello, da quando è Vicepresidente, l'entroterra, diciamo, suo di origine... I suoi genitori sono di Nervesa della Battaglia, il papà vendeva formaggio nei mercati, però lui è veneto, però è diventato friulano perché è nato a Pordenone. Ora è originario di Nervesa della Battaglia, però vicepresidente della regione Friuli-Venezia Giulia. Ma da quando è lui vicepresidente, purtroppo il Friuli occidentale ha visto chiudere, diciamo, riformare. Adesso c'è il problema delle prefetture, che parte dalla prefettura, lo sai che sarai contento tu, sei ancora leghista nel cuore, no? Si accorpa Treviso e Belluno, sei ancora leghista, autonomista e indipendentista. Insomma sei, allora sei contento che hanno tolto la prefettura, però là manca la Camera di Commercio, è diventato un paesotto, dall'Electrolux che c'era prima, è diventato un paesotto, tutto questo con il governo, sotto il governo di Bolzonello. Però da qua al prossimo anno faremo tante rubriche, andremo anche a Trieste e vi diremo sempre la verità. Allora, tornando a noi, Zaia deve avere un progetto, giusto? Quindi la fondazione Think Tank l'avrà presa anche in considerazione con il vostro progetto o no? Ma noi il progetto preciso della Regione, quale possa essere per ridurre i tagli, non possiamo saperlo e non vogliamo crederci. Noi vogliamo far presente alla Regione, e con l'assessore stiamo dialogando, che il turismo è importante, è una miniera di lavoro, è un volano per l'economia attuale. Ma sono aumentate del 10% le industrie turistiche negli ultimi 5 anni, nel periodo di crisi quando c'era un calo di tutto. Il sindacato deve dire la sua sul discorso della prima azienda turistica regionale, che è appunto la prima azienda in assoluto, che è il turismo. È evidente, l'hanno detto anche a te fa più a cuore il discorso delle cose, delle province ti fa più a cuore. Sicuramente questo, puoi anche dirlo, questo è uno degli argomenti che in questo momento ci preoccupano moltissimo. Allora puoi dirlo. Ma sulla questione del turismo volevo dire comunque due cose, l'hanno già detto gli ospiti che sono intervenuti prima di me. Il turismo è un'industria che non deve essere penalizzata, deve essere implementata l'attività turistica, le strutture, purtroppo abbiamo anche delle strutture che sono inadeguate nel nostro paese. Vi faccio un esempio, Abano Terme è una città turistica legata alle terme naturalmente, che sta gradualmente morendo. Ecco, noi dobbiamo salvare queste realtà, ma soprattutto dobbiamo creare quel turismo che, come dicevano, è un volano e deve essere sempre più un volano che traina l'economia del nostro paese, del Veneto, nella nostra situazione, che però rimane ferma a se stessa, cioè Abano sta morendo. Ma per esempio Abano, no? Scalparo, Abano, tu dici che sta morendo. Guarda le terme slovene come sono aggressive, fanno pubblicità, eccetera, e tutti vanno alle terme slovene. Io dico, noi a casa nostra non siamo capaci di fare promozione. Perché non offriamo... Non c'è un progetto. Non offriamo un prodotto che sia figlio naturalmente di un progetto, di una strategia aziendale e industriale che possa attirare nel nostro paese i turisti. Abano è un centro importante, ma vicino ad Abano c'è Vicenza, c'è Padova, non ha nulla di meno delle terme c'è Venezia. Dovrebbe essere una fiscalità diversa per l'azienda e l'azienda. Questo è il dovrebbe esserci un'unità di sinergie. Presentarsi è diverso. Dovrebbe esserci un'unità di sinergie a livello turistico che possa dare dei prodotti, delle idee turistiche, anche culturali, perché la gente non va a Abano solo a fare le terme, se viene ad Abano poi vuol vedere Venezia e magari non gli diamo le condizioni per vedere la Venezia. Gandhi ha detto: qui diciamo la verità. Allora, se vogliamo dire la verità, per risolvere definitivamente il problema dell'industria turistica bisogna rimuovere la struttura della pubblica amministrazione che gestisce il turismo, perché questo è il principale costo. Che sia questo il progetto di questo non lo so.
Se questo è il progetto di Zaia, ha è lasciato giusto. solo i costi, ha lasciato solo i soldi per pagare il personale in questo momento, no? Secondo o toglie il personale oppure non ha più soldi per fare progetti. Secondo elemento, Luigi, bisogna che li trasferisca, dimmi. noi abbiamo in Veneto, e gli imprenditori lo sanno, sia in termini di formazione, sia in termini di istruzione, sia in termini universitari, competenze e conoscenze elevatissime, perché che sono già pagate. Perché noi andiamo a lavorare sulla formazione? Oggi se noi vogliamo aggredire i mercati, ad esempio quello russo, se tu vai in qualsiasi ricerca di annunci nell'ambito turistico alberghiero, chiedono personale in lingua russa. Perché oggi uno dei segmenti principali del nostro Veneto è il russo, cinese, l'indiano. Invece di ragionare su chi fa che cosa e quale progetto, andiamo a recuperare le risorse già esistenti. Infatti gli imprenditori che vedono sempre un po' prima della pubblica amministrazione comprendono che non possono avere bisogno solo esclusivamente della pubblica amministrazione. Prima della pubblicità una riflessione con Maurizio Ruggero, l'amico Maurizio, perché di fatto l'attrazione della Russia è sempre più forte. Noi abbiamo sì qua territorio americano, però la Russia sta andando avanti alla grande nonostante le sanzioni, ha una sua politica estera, interviene militarmente, insomma cosa sta succedendo? Ma secondo me sta succedendo, come dicevo prima, quella trasformazione. Non dico che siamo già di fronte a una conversione, perché non è così ancora, perché sono sempre scismatici ancora. Però siamo di fronte a una trasformazione incredibile che è di ordine spirituale. Cioè, quando vediamo che Putin mette le lapidi agli zaristi, quando vediamo che Putin celebra la famiglia, aiuta le madri che vogliono avere dei figli, dà delle sovvenzioni, addirittura ha introdotto una legge per colpire gravemente il turpiloquio e la bestemmia. Ma ci rendiamo conto che è una riforma molto più ampia di ordine prima di tutto morale e spirituale, prima ancora che politica e militare? E quindi è chiaro che intorno a questo ha un cemento di consenso immenso. Bene, dopo la pubblicità sentiamo da Paolo Albertini, poi ci sono anche i suoi ospiti, una signora anche ha avuto col marito una grazia, diciamo è stata miracolata di una grazia che ha ottenuto tramite Paolo Albertini. Sentiamo poi quello che ha da dirci la Madonna tramite la ex professoressa Paolo Albertini. Non le piace essere chiamata veggente, ma ex professoressa di ruolo delle nostre scuole, Paolo Albertini. Pubblicità. Allora, prima volevo intanto che se introduci la Maria Rosa, sì. Devi introdurre i tuoi ospiti, sì, no? Ecco. Maria Rosa io l'ho conosciuta negli Stati Uniti ed è stata una delle mie prime interpreti e purtroppo ha una storia alle sue spalle che adesso sentirete. Cosa è successo, Maria Rosa? Beh, hanno tentato la mia vita, hanno tentato di uccidermi e grazie a Paola, al suo intervento, ma chi mi sono salvata. Di ucciderti? Marito. Ah, il marito? Sì. Ah. E di conseguenza Paola lo sapeva prima, mi ha avvisata e tramite il consolato italiano in America mi hanno aiutato a fuggire. In 20 minuti ho preso un aereo. Un thailandese. Ah, un thailandese. E com'è andata che l'hai salvata? Con la preghiera, con consigli. Con la preghiera. Con consigli, con la preghiera. La preghiera fa tutto. Continua Maria Rosa. Sì, ecco, allora tramite il consolato italiano mi hanno scortata, sono stata scortata dalla Polizia di Stato fino all'aeroporto e in 20 minuti ho preso un aereo e sono riuscita a fuggire. Ho preso solo le cose minime indispensabili. E io ringrazio la Regina degli Angeli Custodi e Paola perché tramite lei io mi sono salvata. Poi sono anche guarita da una malattia che è stata la conseguenza di questo dispiacere, che è l'endometriosi. Scusate, mi sto confondendo adesso. Sì, sono guarita dall'endometriosi chiedendo appunto una grazia venendo al Montesanto Monfenera e questo intervento di 6 ore che poi dovevo fare negli Stati Uniti è stato cancellato. Qui poi abbiamo anche la signora Baldo Maddalena. Passa il microfono, ecco che racconta la sua esperienza. Ecco, sì. Io sono la mamma di 2 figli, la mia nuora dopo 7 anni è rimasta incinta tramite la conversione di mio marito
le preghiere che abbiamo fatto alla Maria Regina degli Angeli Custodi. Sì. È rimasta incinta, ha avuto una bella bambina. L'altro, mio figlio, dopo 2 anni, anche lui ha avuto una bambina. E i medici cosa avevano detto? Che non poteva avere? No. Non poteva avere figli? No. Dopo 7 anni, vero? E gliel'avevi raccontato alla Paola? Sì, sono andata da lei e con le preghiere, con la conversione di mio marito, si è confessato. Il marito si è convertito quando? Perché fa parlare anche il marito. No, si è convertito. Perché non può parlare il marito? Dopo che la Paola ha detto: se tu ti confessi e vai a comunione e a messa, vedrai che ricevi la grazia. E così abbiamo Dopo fatto. poco è Dopo arrivata 3-4 la mesi notizia. era già incinta. È vero, dagli il Sì, microfono. sì. È vero. È vero, dai il microfono. Quello che ha detto mia moglie è tutto vero. Lei prima non credeva? No, non credevo. Non tanto. credeva? No, e sono ancora un po' così, però è successo. È successo? E ringrazio Paola e la Madonna. Più che insomma. me, il cielo, insomma. Senza cure, dai il microfono. Senza Prima cure. aveva fatto di tutto e niente. Perché guardi così tu, Maurizio? Perché guardi? È incredulo. No. Che ci sono dei parametri per decidere su queste cose. Comunque finite e poi dopo domani ne dico Sono qualcosa. tutte le documentazioni Sì. comunque. No, ma io tanto cosa vuoi? Faccio il mio lavoro di cronista, documentazione umile medica. cronista di provincia. Umile cronista di provincia. Allora. No, cioè voglio dire, dimmi, allora, perché non credi tu? no, non ho detto che non credo. Cioè, tanto queste cose vanno sottomesse poi a chi deve occuparsene dal punto di vista canonico, però ci sono dei parametri. Allora, intanto bisogna distinguere la grazia dal miracolo. Il miracolo è l'inversione di una legge di natura. Cioè, uno per esempio ha una malattia inguaribile, guarisce istantaneamente e completamente, perché deve essere anche duraturo, cioè, è un esempio qualsiasi. La grazia è invece qualcosa che non sovverte l'ordine di natura. Per esempio, avere dei figli, non so se posso averli, fino adesso non li ho avuti, ho ottenuto questa grazia, è una cosa diversa. No? Chiedo scusa. Però posso finire, no. signora? Però il parametro fondaamente sulle apparizioni, non so neanche se siamo di fronte a delle apparizioni o se sono delle locuzioni che ha la signora o meno. Adesso lo spiegherà. Adesso lo spiegherà. Sto dicendo, non ho mica detto Sì. che lo so io, infatti, Sì, sì. perché non si è capito. No, ma di il fatto- parametro fondamentale è la dottrina, Luigi, cioè è il rispetto di quella che è la dottrina cattolica. Allora, premesso che in generale qualsiasi veggente non va ai talk show, non va sotto le telecamere, per questo è un parametro già Ma che non sarebbe è vero. utile dire. No, e beh, così, insomma, non si va Perché non può a andare? esporre. Perché non può Certo andare? che si può andare. Può perché- spiegare, Io porto, ma lei porto la Ha parola un messaggio di Gesù. adesso importante, ma non Maurizio si da dare. portano i messaggi in televisione a farli Sì, vedere, cioè è una cosa anche qua che contraddice quello che è la linea di No. sempre di Santa Madre Chiesa, Lo cioè deve c'è una sapere riservatezza, la un conto è se gente. tu comunichi un messaggio Non si fa più tramite silenzio non so, adesso, i mezzi bisogna ordinari, dirlo. ma andare davanti alle telecamere secondo me non rientra nelle È cose stata ordinarie. anche sulla Rai 1, eh? Vabbè, è che andato vada- a Rai 1. ma può andare anche la BBC, ma non è questo il problema, Beh, anche insomma. là sono stati. L'altra cosa da dire, Anche in appunto, America è stata, Sì, perché sì, in ho America capito, ma tu può sei andare famosa, anche, non lo so, conosciuta in io, America. fa anche sulla Luna. No, Avvocato Ferrelli, secondo lei il messaggio religioso va, come il turismo religioso, va divulgato oppure va tenuto, diciamo, segretato? Sono due cose diverse, il turismo religioso dal messaggio. Sì. Il turismo religioso è un fattore economico che o meglio, è un fattore religioso di fede che aiuta l'economia e va aiutato, va coltivato non solo per l'aspetto economico, ma anche per le persone che credono e Per che avvicinare le vogliono persone, frequentare i luoghi religiosi, i luoghi di culto. No, ma un messaggio mariano, Il secondo messaggio lei mariano- va divulgato o no? Questa è più un'opinione personale. Se è vero, secondo sì. me, secondo me, Ma se non venite a vedere come fate a dire ognuno se è vero è libero o no? di credere, Non di non so. credere e percepire alcune sensazioni. Sta a chi le percepisce avere anche la forza, il coraggio e l'intuizione di divulgarle o tenerle per sé Sa, o farle. Avvocato, in un momento di grande crisi come quello di oggi, di tensione, di guerre, sentire anche quello che ha da dirci, cioè, la Madonna, se tu credi o non credi, non lo so. Ma adesso, Luigi, non so, allora, Lourdes, Lourdes, tu mi guardi incredulo, uno qua che non crede. No, ma io, No, allora, sì, io credo alle apparizioni, quelle vere. Io credo al Ma lei miracolo. non può dire se io sono falsa o ma io non vera, ho venga detto a nulla. vedere, Io non venga ho nel detto posto, nulla. no. Io dico semplicemente è che falso credo o vero? alle apparizioni quelle vere, Ecco, sentiamo, al soprannaturale. è giusto o non è giusto Però ci sono dei parametri, signora, non si può divulgare inventarsi alla delle cose. popolazione No, no, io non me le invento di sicuro, guardi. No, ma io non proprio dico no. Per cui Non mi credo che permetterei. non è un mio compito. So che No, il parere Papa, personale, sì, sì, ma Leonardo, Papa sì. Francesco sta mettendo in discussione anche l'apparizione medjugorrica. Che infatti sono una bufala. Stanno facendo, per cui
Come io vorrei capire una cosa così, scusa, ma però come ha fatto la signora a sapere che il marito l'avrebbe uccisa? Era là con la pistola che l'aspettava? Guardi, io appunto adesso non so se funziona il microfono. Se funziona il microfono, stai tranquilla, funziona tutto da noi. Ecco, no, volevo dire che appunto io sono venuta in televisione a ringraziare la regina degli angeli custodi, perché avrei potuto morire, proprio la polizia di Stato è venuta e mi ha scortata fino all'aeroporto. Qual è stato l'evento che lei le dava la certezza? La signorina Paola mi ha detto stai attenta, ti vogliono fare fuori, ti vogliono uccidere, me l'ha detto ed è stato così, ho trovato il pugnale, la polizia Lei è venuta a crede vedere. ai doni dello Spirito Santo? Sì, io ci credo. Ecco quelli. Sì, però ma sembrano coincidenze queste qua più che per me. Non credo, la mia storia è vera. Allora, guarda, cerchiamo di e poi sono guarita da una malattia grave che è l'endometriosi. 6 ore di intervento sono guarita. Io sto ragionando non da un punto di vista anticlericale. Siamo d'accordo? No, cerchiamo di capirsi. A me non mi hanno operata, io credo che se la signora smette forse possiamo dire. Io credo che i miracoli esistano. Io ci credo che i miracoli esistono. Credo anche nelle vere apparizioni, che sono quelle che certifica la Santa Chiesa. Però non posso non ricordarvi che Lourdes è stato accompagnato da 100 false apparizioni. Va bene? Quindi che il numero di apparizioni false è il 90 o 99% rispetto a quelle vere. Quindi attenzione a dire qua ci ha parlato la Madonna, ci ha detto questo. Ma noi siamo d'accordo con lei. Calma, a dire se vera o non è vera che adesso è a Napoli, che ci sta guardando in internet, ma che è qua di Rovare, adesso è anche dei Gesuiti di Napoli. Quando ho detto Presidente Muraro, gli ho detto mi pare che il Santo Padre in questo momento veda con un occhio un po' diciamo prudente Meggiugorie. Lui mi ha, giusto secondo te? Secondo me lui mi ha detto di no, che non è vero niente, è vero, invece, è vero, che vede con un po' di sospetto Meggiugorie, perché il padre Rastelli dice che non è vero. No, è vero, è verissimo. Ma tutti questi fedeli che vanno là, sono stata in Vaticano e posso dire che sei stata in Vaticano? Sì, posso dire anche voci così diciamo di corridoio come vuoi chiamarle, ma è la verità che il Papa sta come posso dire, meditando bene, sta adesso esaminando con la commissione di Medjugorje per vedere se è vero o meno. Però padre Rastelli dice che invece sono apparizioni vere. Emanuele Scarparo, io non giudico nessuno da uomo cioè, tu sei sindacalista, però sei anche appartenente a una società più ampia, e come la vedi tu questa discussione? È giusto far vedere alla nostra popolazione, dire alla popolazione questi messaggi oppure no? Tenerli secretati in un momento così di tensione? Ma io sono un po' imbarazzato nell'affrontare questo problema perché non sono sufficientemente preparato, non è il mio campo, per cui evito di dare dei giudizi, cioè per me c'è la massima libertà, ognuno è libero di pensare e di credere come vuole, indipendentemente da quello che può essere il mio credo cristiano, però non ritengo di avere strumenti in questo momento sufficientemente qualificati per poter dare un'opinione su questo. Allora io prego la regia di mandare in onda la pubblicità e dopo do la parola a Paolo Bertini. Ci sono tanti aspetti da chiarire, ma sicuramente sono importanti parlarne, anche perché bisogna dire anche di dare una mano alla nostra gente che in questo momento è un po' disorientata, Maurizio, perché coi siriani per terra. L'altro giorno a Udine in un parcheggio avevano un centinaio che dormivano in sacchi a pelo. Quando sarà l'inverno dove andranno questi qua non si sa, con tutta la popolazione allo sbando, le fabbriche che chiudono e la guerra alle porte, bisogna che comunque diamo una parola di conforto alla nostra popolazione. Avevo io che avevo i primi segnali del cielo, 5 anni. Sì, ma io non starei. Adesso ne ho 74. Ne parliamo. Stiamo all'unica cosa che ci accomuna. No, faccio per dopo dirle, la pubblicità. ma se non vedono mai a vedere. Paolo Albertini. Sì. Adesso, come ha detto la mamma Celeste, è tempo che mi si ascolti. Quindi mi ha dato questo messaggio da dire proprio in televisione. E guarda caso, nemmeno dalle altre parti, solo qua mi ha dato questo permesso. Perché? Perché vuol dire... Qua, da me? Qui, sì. Antenna 3, da te. Sì. Perché vuol dire che... la gente deve sapere. Sei stata anche in Rai? Sì, come no, in Rai sono stata 5-6 volte, sì, 5-6 volte e ci tornerò anche ancora. Perché ridi, Maurizio?
No, c'è una battuta dentro quello che anche là ti ha detto il permesso, sembra ironica o no come battuta? Non so, a me sembrava... Ha detto che gli ha permesso, gli ha dato il permesso. Vabbè, è un permesso polivalente, non è legato a un emittente, cioè è un permesso più ampio. Vabbè. No, adesso oggi sono qui, lo leggo qui, domani che vado alla RAI lo leggerà alla RAI. No. Alla RAI l'ha detto quando è andata alla RAI. Sì, ma c'è un limite anche, ma non lo stesso, ragazzi. No. Cioè, lo dico da uno che ci crede. Cosa avevi detto alla RAI? Alla RAI avevo parlato appunto della Russia e dell'America, avevo parlato della freddezza degli uomini, dell'incredulità, della superficialità. Si è avverato tutto quello che hai detto? Certamente. Quando sei andata in RAI tu? Ultima volta il mese di agosto. E dopo si è avverato quello che hai detto? E dopo si sta avverando. Ecco, quindi è importante che sentiamo quello che ha da dire. Adesso dirà. Ecco, adesso questo messaggio è stato dato il 22 settembre di quest'anno appunto e dice così: figlioli miei amati, che cosa aspettate ancora a convertire le vostre anime e cuori? Non potete e dovete vivere così con tante indifferenze e superficialità. Non permettete al peccato di entrare nelle vostre famiglie. Voi sapete che il mio cuore di madre piange quando non ascoltate Gesù attraverso la sua santa parola. Mi invia a voi, figli miei cari, affinché comprendiate quanto mi manda a dire Dio Padre Onnipotente attraverso i messaggi che mi dice di esternarvi. Tra questi vi sono anche degli ammonimenti che vi invitano alla conversione, alla preghiera, alla carità verso tutti. Amate il Santo Padre Francesco, ascoltatelo e mettete in pratica la parola di Gesù mio figlio. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni con gli altri, non abbiate paura mai, se Dio è con voi, che cosa dunque temete? Vi proteggo sotto il mio azzurro manto e stringendovi al mio cuore materno vi benedico, miei cari e amati figli, ora e sempre. Amen. Poi ci fa fare il segno della croce e dice: sia lodato Gesù Cristo. Ai miei amati figli sacerdoti dico: aiutate e camminate con il popolo di Dio a voi affidato incontro a Gesù che presto verrà. E poi dice queste parole qui che direi di non sottovalutare. Desidero con tutta l'anima mia che l'Italia sia consacrato il mio cuore immacolato e addolorato dal Santo Padre e si salverà. Ecco, per me questo è un messaggio importante, l'Italia intera. Sì, quindi sì. Non si spezza l'Italia? No, non si spezza. Non si spezza? Assolutamente abbiamo visto anche che Salvini ha cambiato adesso strategia nazionale. No, non si deve spezzare. Quindi ha tolto la Padania, non c'è più la Padania. E vabbè, invece... No, ha tolto... perché anche questo forma oggetto anche della voglio dire... A questo punto date il numero del Totocalcio e siamo a posto dopo. Insomma, no, io non le permetto di parlare così. Le previsioni del tempo, lei che è un religioso tradizionalista, ma proprio per questo, guardi, come io detesto gli atei, io detesto gli apparizionisti matti. Ma scusi, non dico che lei sia matta, perché lei probabilmente ci crede, però non è possibile sostenere, c'è un limite alla credibilità anche, no? Svilite la religione se fate così, ma perché? E venga a vedere, perché non viene a vedere? Ma io ho già sentito, è un'assoluta banalità quello che lei ha detto, a parte il richiamo alla preghiera, che peraltro non c'è bisogno di un'apparizione, per il resto è un compitino di assolute banalità, scandalose banalità, ma la vogliamo dire? Quello che sta succedendo, che adesso ma cosa stiamo succedendo? La cosa più importante, ma no Luigi, la cosa più importante è la crisi della Chiesa, e non dice niente la Madonna sulla crisi della Chiesa. Ma ti pare possibile? Mater Ecclesia non si occupa di quello, state dietro a Francesco che sta distruggendo tutto per la Chiesa Cattolica, ma ci rendiamo conto? Sta bestemmiando, attenzione. Ma che bestemmiando? Ma lei non sa mai cosa sia il cattolicesimo. Abbiamo uno che ti dice chi sono io per giudicare un gay, abbiamo uno che ti dice che Dio non è cattolico, abbiamo uno che si mette il rosario al collo, abbiamo uno che si mette il naso da clown sul naso. Ma l'avete visto? Ma avete occhi per vedere? Ma avete un po' di fede voi altri? O non avete nulla in testa? Che ha avuto da Obama negli Stati Uniti. Appunto, e ti sei chiesto perché ha avuto questa immensa accoglienza? Perché tutti i cattivi parlano bene di Bergoglio. Non vi dice nulla tutto questo, non capite, non avete occhi per intendere. Ma è possibile? Ma lei è uno solo e c'è il mondo intero. Guardi, come lo capisco io, chi vuole lo può capire. Sono tre i tipi di bergoglisti. Ci sono gli sciocchi, ma sono pochi, quelli che si bevono la propaganda televisiva, i cattivi, tipo i Pannella,
i Bertinotti, i Dario Fo, che capiscono che sta tradendo e sono contenti, e poi ci sono i pagati, cioè quelli interessati. Non fare nomi perché ho già querele in corso. Interessati. No, basta, perché alla fine qua... Ma bastano le categorie. No. Il professore di religione, Ferrarelli, il prete, che quello che ci mangia, è ovvio che dica di sì, no? Basta, noi non abbiamo interesse, lo diciamo. No, allora dobbiamo stare attenti però. Vorrei sentire il parere di De Emanuele Scarparo come cittadino, non come Will, perché la Will ha ben altri problemi da affrontare e sicuramente ne affronteremo anche dal punto di vista del lavoro, del rinnovo del contratto, ma non è questa la sede. Ecco, come cittadino, diciamo, non come sindacalista, come cittadino, come la vedi tu? Ma io penso di aver sbagliato trasmissione. Comincio a pensarla anch'io. Sinceramente. Perché sono io che ho sbagliato. Perché no, ma... Il veggente non va in trasmissione. Ah, questo lo dice secondo lei. me è già una prima lo cosa. dica anche i veggenti di Meggiugorje. E infatti sono falsi veggenti quelli, infatti è vero. Non lo so, io non giudico. Vada a vedere se nessuno. Francesco e Giacinta di Fatima facevano ste robe qua. Ah, se fosse adesso sì. Vada a vedere. Se ci fossero adesso sì, glielo dico io. Ah, come no, tutti i giorni con le telecamere addosso. Ma io dico che spirito religioso, credenza è un aspetto intimo, quindi ognuno di noi fa le valutazioni che crede, va nel posto dove abita la signora o non ci va, come è libera scelta. Credo Tanta che... gente va, sai? Ma io lo comprendo e questo è uno degli aspetti ogni quattro. Io lo comprendo, è anche uno degli aspetti della grande crescita del turismo religioso, perché con la caduta dei valori, la crisi economica, c'è una grandissima riconversione nella ricerca del profondo personale, perché il Sant'Antonio sta diventando uno dei più grandi culti, luoghi di culto, prima per quello che rappresenta Sant'Antonio, che è un po' il santo dei migranti, un po' il santo di tutti, un santo cosmopolita, ma soprattutto perché è un santo cittadino del mondo. E oggi siamo tutti un po' cittadini del mondo. Presidente Muraro, allora... di Sant'Antonio questa qua. No, è la mia lettura. Ci sono anche altri aspetti che possiamo toccare durante questa rubrica, non solamente ovviamente questo aspetto. Se c'è qualche argomento importante lo possiamo anche affrontare, o se vuole fare una riflessione su questo che ha detto la Paola Albertini. Io ringrazio il direttore Gandhi perché mi ha invitato ultimamente a 2 trasmissioni, questa sull'aspetto religioso e anche su Meggiugorje l'altra volta, no? Ti ricordi? Sì. Ma sono cose molto interessanti, ma guarda che sono cose interessanti. La verità poi è sono cose interessanti che quali ti danno una curiosità insita nel proprio io, no? Per cui l'approfondimento. Io sono di quelli, come si diceva prima, che per esempio io sono credente e prego per conto mio, cioè non mi piace andare in chiesa, fammi vedere che vado in chiesa, prego per conto mio, è una maniera forse sbagliata, non dico di no, ma io mi sento di impegnarmi me stesso nel cercare di parlare, di dire, ma è un punto. Questa è la parte religiosa che come amministratore credo che la parte importante, che non significa sfruttare, perché questa è una cosa molto importante, il credo delle persone, il rispetto delle persone, perché ognuno ha la sua credenza, nel senso. La parte che credo sia importante che una comunità deve mettere a disposizione sono delle strutture perché queste persone che credono a questi percorsi religiosi abbiano tutti dei servizi che gli permettano, essendoci persone che non sono magari diversamente abili, sono persone che hanno dei problemi, che abbiano tutti i servizi per poter frequentare e vedere questi luoghi di culto religioso che sono importanti. E qui viene la parte pubblica, la parte del turismo religioso, dove una struttura che deve essere una struttura lungimirante deve mettere a disposizione tutta una serie di servizi che poi creano anche l'economia, e questa è la parte dove noi dobbiamo lavorare. L'ultima parte della pubblicità la volevo dedicare proprio al tema della valorizzazione del territorio, le proposte della riorganizzazione del territorio, anche perché fra poco avremo i 7 presidenti di provincia che mostrano 7 gioielli del Veneto con la nuova piazza. Vi rendete conto che è diversa dall'altra, anche perché dopo un anno sabbatico uno fa anche altre esperienze, fa altri documentari, vede altre robe, sono esperienze importanti nella vita che cambiano un uomo, lo migliorano o lo peggiorano, non lo so, giudicherete voi. Pubblicità.
Antonio Ferrarelli, allora la valorizzazione del territorio, la riorganizzazione del territorio. Sì. Come Fondazione Think Tank noi ci teniamo a valorizzare il territorio, nel senso che stiamo dando degli studi che come Fondazione facciamo in collaborazione con uffici studi ACGA di Mestre, per consentire ai politici di creare un qualcosa che sia a vantaggio dei cittadini. Abbiamo fatto uno studio sulla legge del Rio che impone Unioni di Comuni e abbiamo visto come delle risorse che l'Unione di Comuni consente di dare all'Unione sia tutta a favore dei cittadini. C'è un risparmio, noi abbiamo fatto l'ipotesi degli 11 comuni del Veneto orientale e Portogruarese, ci sarebbe un risparmio di 5 milioni di euro all'anno, con esenzione da parte dei comuni che aderiscono all'Unione del patto di stabilità, quindi della liquidità subito che i comuni ben amministrati, uniti tra di loro, potrebbero mettere a disposizione in termini di servizi e di tagli alle tasse dei cittadini stessi. Beh, guarda, questa è una bellissima idea, siccome avremo, no, Leonardo, fra poco tutti i 7 presidenti delle province e anche un'industria a presentare questo studio che abbiamo fatto, magari invitiamo anche la Fondazione, perché è importante che... adesso su questo argomento è importante Emanuele Scarparo, sì, anche sul lavoro. Questi sono gli studi che devono essere fatti. La ricerca di nuove soluzioni per il territorio, la ricerca di nuove aggregazioni, questo è fondamentale per rilanciare il nostro Paese. È chiaro che poi ci sono tante altre cose indispensabili che non sono state fatte, ma non solo dal governo Renzi, non sono state fatte nemmeno in passato e che sono fondamentali per creare quel volano che poi ci porta allo sviluppo dell'economia della nostra Italia. Diciamo che puntare sulla ricerca, sulla formazione è fondamentale per creare la ricchezza del nostro Paese. Noi in Italia stiamo facendo esattamente l'opposto, creiamo persone qualificate, preparate che non trovano lavoro in Italia e sono costrette ad andare a fare la fortuna negli altri paesi. Roba, siccome sono venuto a Roma con Carmelo Barbagallo, il segretario generale della UIL, anche Giovanni Torluccio, ho visto che la linea della UIL era la più aggressiva, la più, diciamo, anche quella della CGIL, ma la UIL anche era molto combattiva sul discorso delle rivendicazioni contro il governo Renzi, eccetera. È cambiato qualcosa o siete arrivati a un accordo col governo Renzi? No, non c'è assolutamente nessun Quindi accordo. non è cambiato nulla, la linea è sempre quella dura? La contrattazione non è stata aperta, i tavoli sono ancora... Ecco, stato per l'aggiornamento, insomma. Sono ancora chiusi. Chiaro che con l'avvento di Barbagallo come segretario generale della UIL c'è stata una svolta sicuramente positiva della nostra organizzazione. La federazione aveva già una linea di questo tipo, però è chiaro che adesso viene aiutata anche da quello che è la politica. Ma l'atteggiamento del governo Renzi nei confronti dei sindacati è cambiato oppure no, il governo Renzi non vuole i sindacati, vuole eliminare tutti gli organi intermedi. Non devono più esserci. Lui vuole fare le consultazioni direttamente con i lavoratori, magari tramite i social network, e poi si ritiene che questa sia la democrazia. Non penso sia proprio così. Chi rappresenta i lavoratori ha il diritto di esprimere le opinioni dei lavoratori che rappresenta. Quindi non è cambiato nulla come linea? Ecco, assolutamente diciamo, no. E sarà una battaglia dura allora quest'autunno? Oppure sarà facile? No, facile, non c'è niente di facile, assolutamente. Perché abbiamo adesso la battaglia di Salvini da una parte a livello nazionale su novembre, mese di novembre che seguiremo, poi abbiamo anche la battaglia dura allora della UIL in questo momento. Il sindacato, oltre a fare una forte riflessione al proprio interno, sta cercando tutti quei percorsi possibili per poter arrivare a delle soluzioni. Bene, prima si faceva accenno alle province, non è un problema da sottovalutare. C'è il Presidente Muraro che vuole intervenire su questo. No, io credo che l'autunno prossimo sarà un autunno tranquillo come tutto, finché un governo di centro-sinistra sta governando, le parti sindacali fanno il loro dovere, giustamente. Ma non è vero, abbiamo fatto la manifestazione anche al 29. Sì, ma aggiornati Leonardo ma non era, questo. Sì, ma non era, no, ma per noi è indifferente che ci sia un governo di centro-sinistra o di centro-destra. Gli autunni del 68 non ci sono più, anche indipendentemente. Non ci sono neanche più i lavoratori del 68. Non ci sono più gli stessi lavoratori, non ci sono più gli stessi problemi, ma io non volevo mettere sindacalmente che sicuramente il tema è cambiato, perché sono cambiati i metodi di lavoro, sono cambiate le leggi sul lavoro. Nel pubblico c'è questa questione delle province.
politicamente quello che da volte come uno si chiede è che questa trasformazione, parlava del problema l'autunno caldo di Salvini. L'autunno caldo di Salvini qual è? Quello che si sta trasportando un movimento che era un movimento per il problema del nord, lo sta trasformando in un movimento più personalista di un problema. C'è una grande trasformazione in corso anche all'interno della Lega. Allora diventa un movimento nazionalista, ma questo credo che all'interno degli organismi dovrà trovare il proprio condivisione o no. È andato su con una parte di autonomisti e anche indipendentisti, quindi ma ci molto saranno limitata, non sono neanche rappresentati in Cosa significa? Che quella parte lì verrà sacrificata a livello della nuova linea di Salvini? Spero proprio di no, diciamo, anche se questo è da temere, spero proprio di no, perché io resto indipendentista e faccio notare che il 57% dei veneti, cito il sondaggio di Repubblica ancora di marzo, no? È dichiaratamente per l'indipendenza, non per l'autonomia, per l'indipendenza, per un ritorno della Serenissima Repubblica di Venezia. Paola Albertini ha detto che l'Italia si salva unita. Ho capito, la Madonna ha detto questo. È un elemento in più forse per dubitare delle apparizioni che ha, non lo so cosa dire, non so, però voglio dire, non credo francamente che la Madonna si occupi se l'Italia sia unita o divisa, penso si occupi molto di più se l'Italia recupera la fede, insieme, perché la fede uniti. al tempo in cui l'Italia era articolata politicamente c'era, adesso è scristianizzata. Comunque ci sono dei grossi cambiamenti nel nostro paese, quelli che erano comunisti vanno d'accordo con gli americani e quelli che erano fascisti vanno d'accordo con i russi. La gente non capisce più niente. Cioè praticamente quelli del PC sono diventati i più grandi amici degli americani, no? Vanno da Ingrao e vanno cioè, questi personaggi che erano dei Moloch per il comunismo, se avessero vinto loro avremmo avuto Tinto fino al tagliamento e tante altre parti, però adesso sono diventati i grandi amici degli americani, mentre i nemici dei russi che stavano a destra sono diventati i grandi amici dei russi. Cioè Berlusconi è andato in Crimea a riconoscere la Crimea, non può più entrare a Kiev, capisci? Non può più entrare in Ucraina. Berlusconi che praticamente porterà il paese amico dei russi. Ma lui era una volta anticomunista, ha sempre professato l'anticomunismo. Sì, ma il cambiamento della Russia è la cosa essenziale. Paola, che c'è una confusione incredibile. No, è una confusione incredibile. No. Quello che sta succedendo, ma sì, perché la gente non capisce più niente. No, è la prospettiva della conversione della Russia, delle persone, però anche l'evoluzione delle persone. L'evoluzione delle persone, dell'economia. Una volta c'erano gli stati chiusi, le frontiere, c'erano le monete, adesso abbiamo un mondo globale, bisogna avere il coraggio. Bisogna avere il coraggio di confrontarsi con un mondo globale. Dice la Paola che è per questo che la Madonna viene a mettere ordine. La Russia è quella che fa i business, guarda che la Russia è quella che fa il business a Jesolo, che fa il business a Jesolo. Cominceremo questa nuova avventura a fianco di Thomas Panto e del suo gruppo editoriale per un anno, è ripresa la piazza e quindi sono contento di essere di nuovo fra di voi nelle vostre case. Grazie ai miei ospiti, alla prossima puntata, buonanotte. Grazie a te direttore, buonasera.